Nuovo sbarco di migranti nell'Agrigentino con un morto. La vittima è stata trovata sulla spiaggia di Torre Salsa dai carabinieri di Siculiana. I carabinieri messi alla ricerca di eventuali migranti ne hanno rintracciati 11, tutti tunisini. Secondo le testimonianze raccolte dagli stessi militari dell'Arma, sull'imbarcazione erano in 15. È strano però che l'imbarcazione non sia stata trovata. Il nuovo sbarco, che si continua a definire fantasma, non a caso, visto che, come i vari episodi insegnano, si ha a che fare proprio con dei fantasmi che arrivano sulle coste agrigentine e spariscono. Stavolta a sparire è stata anche l'imbarcazione trascinata dal mare Grosso, ma resta l'allarme che questi sbarchi, il timore resta fondato, possano fare arrivare anche gente dedita alla criminalità. A questo punto, secondo la stragrande maggioranza dei cittadini, bisogna garantire sicuramente l'accoglienza, ma nello stesso tempo bisogna garantire ai cittadini anche la sicurezza. Ci si chiede, ad esempio, come è possibile il susseguirsi di sbarchi come quello di cui ci stiamo occupando, con una facilità che la dice lunga sul modo di vigilare da parte delle istituzioni preposte. Quello che necessita, insomma, è una attenta presenza dello Stato sulle coste prese d'assalto.